Ad Agrigento proseguono speditamente i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante nord-ovest retrostante i palazzi Crea al Viale della Vittoria. L'assessore ai lavori pubblici Principato, insieme al responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Francesco Vitellaro, ci parlano dell'avanzamento dei valori arrivati come promesso quasi al suo totale completamento e lo fanno con un'analisi dell'assessore Principato, che tiene a sottolineare come questo intervento, oltre a restituire sicurezza ai cittadini che risiedono in prossimità del costone, hanno creato un'opportunità di rigenerazione urbana dell'intera area, con vantaggi da subito percepiti dall'intera cittadinanza. Nello specifico, con il presente appalto sono state eseguite e concluse le seguenti lavorazioni: consolidamento e rivestimento del muro sui pali esistenti realizzato negli anni 60 in precario stato di conservazione, realizzazione del muro su pali per la definizione e la messa in sicurezza del versante tra il Viale della Vittoria e la via Giovanni XXIII, rivestimento dello stesso muro secondo le indicazioni progettuali, messa in sicurezza del banco di calcarenite tufacea posto tra la via Picone e la sottostante via Vittorio Emanuele Orlando attraverso la posa di rete metallica inghisata alla calcarenite, demolizione e ricostruzione della scaletta di collegamento tra la via Picone e la via Giovanni XXIII. Sono in corso di definizione la posa di geostuoia, la messa a dimora di nuove piante e l'impianto elettrico della scaletta di collegamento. L'intero processo di reggimentazione delle acque piovane di superficie, oltre ad assicurare la stabilità del pendio, ha consentito indirettamente di eseguire gli interventi di riqualificazione urbana, il rifacimento dei marciapiedi delle ringhiere lungo la via Giovanni XXIII, la via Picone e parte della via Diodoro Siculo, migliorando la percorribilità e la sicurezza dei pedoni. Recupero e valorizzazione dell'area adiacente alla parrocchia del Santissimo Crocifisso San Vito, trasformandola in un mero parcheggio per poche auto e uno spazio fruibile dall'intera collettività. Realizzazione di percorsi pedonali sicuri per gli studenti con nuovo marciapiedi che garantiranno un accesso agevole e protetto agli edifici scolastici limitrofi. Questo intervento non si limita alla risoluzione di problematiche strutturali, ma offre una nuova visione per il futuro della città. Questo progetto dimostra come un intervento tecnico, se ben pianificato, possa trasformarsi in una leva per la rigenerazione urbana, migliorando la qualità della vita dei cittadini e offrendo nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici.